di Salvatore Architano, abbiamo presentato una giovane regista, benvenuto a Mazzaroni e grazie per questo contributo che ci ha portato che detterà i tempi di questo nostro pomeriggio insieme dedicato a Giulietta. Tu sei giovanissimo Salvatore, ma conosci Giulietta pur non essendo mazzarronese e questo tuo interesse ti ha portato a fare delle ricerche e a realizzare addirittura un video che la racconta. Come è nata questa passione? Allora, io innanzitutto saluto tutti voi, chiederei un applauso per la signora Giulietta perché è sempre quando ci sono qui. Allora, io sono un grande fortunato perché ho un nonno che è la prima volta che ci troviamo nella stessa manifestazione così io di solito scrivo le quinte. È il maestro di Napoli. Ho avuto la fortuna di studiare la preghiera di nonno, ho avuto anche la fortuna di conoscere i suoi colleghi della sua generazione. E tra queste grandi opere d'arte viventi c'era e c'è la signora Giulietta Sacco. Come non creare un contributo, un qualcosa per ricordare Giulietta Sacco? Soprattutto oggi che internet ci dà la possibilità di accedere alle informazioni in una maniera più semplice, anche se vogliamo capire come accedervi, non dobbiamo fare i Neanderthal nella biblioteca, noi abbiamo la possibilità di avere tutto il mondo a portata di mano, però dobbiamo saperci interagire. Io ho avuto la fortuna di conoscere la signora Sacco nel 2009, sempre seguendo Don Mario, e poi ho avuto la possibilità e la grande fortuna di conoscerla nel tempo. E questi incontri privati mi hanno fatto scoprire, ripeto, non solo la grande fortuna di quello che era davanti alle quinte, ma anche dietro le quinte come persona. Quindi le dico grazie di tutto, come dico grazie al nonno, grazie a tutti gli artisti della sua generazione e dobbiamo continuare sempre, noi quelli più piccoli, perché siamo il futuro, dobbiamo continuare a tramandare questa memoria, perché è nostra identità, dobbiamo confrontarci, però non dobbiamo mai dimenticare quali sono le nostre radici, almeno secondo me. E questo è quello che mi ha dato l'input anche per creare questo piccolo contributo dedicato alla signora Sacco. Adesso,